Barabao sigla prima. Ciao. Ecco a voi Barabao Teatro. Una banda di attori temerari e scaltri. Abbiamo sfidato alcune scuole della provincia di Padova e Rovigo A creare un talk show televisivo. L'effetto sui ragazzi è stato esplosivo. Tutto comincia con la Ban Mimè. Che cos'è la Bambimè? Il nostro modo per spiegare ai ragazzi argomenti scolastici ostici. E come funziona? Abbiamo un assaggio? Ce l'ho. Tac. L'idea di Frankenstein nasce così, da un vero e proprio incubo. Seguiteci In sala di montaggio. Ragazzi? Ragazzi, dove siete? Ragazzi? Va bene, rifacciamo una seconda buona. Perfetto. Bella. Scegliamo. Este, città di ville e fantasmi, sorta ai piedi dei Colle Euganei. Siamo all'Istituto di Istruzione Superiore Euganei. Storia in cattedra presenta Mary Shelley. E la nascita di Frankenstein. Tac. Forse non tutti sanno che Frankenstein, o il moderno Prometeo, è stato scritto ormai 200 anni fa, tra il 1816 e il 1817, da una giovane scrittrice che ha 19 anni quando inizia, 20 quando termina il romanzo. Ladies and gentlemen, signore e signori, l'autrice Mary Shelley! Sono la prima figlia di William Goldwyn, poeta, filosofo e scrittore, e seconda figlia di Mary Wollstonecraft, femminista, filosofa e scrittrice, già madre di Fanny Imlay, nata nel 1794 da una precedente relazione. Mia madre Mary Wollstonecraft muore 10 giorni dopo la mia nascita e mio padre William Goldwyn rimane con 2 figlie, Fanny e me. Mio padre ci porta spesso in viaggi di istruzione, dandoci anche libero accesso alla biblioteca di casa. Ui! Permettendogli anche di partecipare a molti incontri con intellettuali amici di famiglia. Hi! A 15 anni, per allontanarmi dalla matrigna, mio padre mi manda in Scozia. Adoravo la Scozia e vi ritorno l'anno seguente, nel 1813. È tra questi 2 viaggi che incontro Percy B. Shelley, poeta romantico e filosofo radicale, già discepolo di mio padre. È amore a prima vista? Mary ha 16 anni. Percy 21. Ma è già sposato con Harriet Westbrook, con la quale ha anche una figlia, Elizabeth. Sì, ma il 28 luglio del 1814 abbandono Harriet Incinta del secondo figlio. e fugo con Mary, prima in Francia e poi in Svizzera. Il 22 febbraio 1815 nasce una bimba, prematura di 2 mesi, che muore 2 settimane dopo il parto. Questo provoca un'acuta depressione in Mary, che si riprende completamente prima dell'estate seguente. Il 24 gennaio del 1816 nasce il nostro secondogenito, William, soprannominato da tutti Wilmouse! Cheese! Estate 1816, Mary, Percy e Wilmouse partono per Ginevra. per passare l'estate insieme al poeta Lord Byron, nonché al suo amico e medico personale John William Polidori. Ma a causa del maltempo si rifugia spesso in casa a leggere storie tedesche di fantasmi. Idea! Ognuno di noi scriverà una storia di fantasmi. Mary non riesce a avere nessuna idea, fino a quando una notte, ascoltando una discussione tra Lord Byron e Percy Shelley riguardante gli esperimenti scientifici di Erasmus Darwin e Luigi Galvani, ha una visione. Vidi il pallido studioso di arti scellerate di fronte alla cosa che aveva creato. Vidi il terribile fantasma di un uomo che prende vita grazie a potenti scosse elettriche. L'artefice era sconvolto dal suo stesso successo. L'idea di Frankenstein nasce così, da un vero e proprio
incubo. Gennaio 1818 viene pubblicato Frankenstein. Ed è un immediato e inaspettato successo Frankenstein! Nel settembre del 1818, Clara, all'età di 1 anno, muore di dissenteria a Venezia. Giugno 1819. Will Mouse, di appena 3 anni, muore di malaria a Roma. Ma nel novembre del 1819 nasce Percy Florence, l'ultimogenito della famiglia Shelley. 8 luglio 1822. Percy Shelley muore in mare durante una tempesta nei pressi di Viareggio. Un anno dopo la morte di mio marito, sono ritornata a Londra, dove mi sono dedicata totalmente alla mia carriera di scrittrice per poter mantenere il mio unico figlio, Percy Florence. Quando scrissi Frankenstein, avevo 20 anni. Morte e dolore erano solo parole che non avevano una vera risonanza nel mio cuore. Oggi la realtà sostituisce l'immaginazione. La roba me. Ma manca un pezzo. Infatti, questo è solo un estratto di quello che abbiamo presentato nelle classi. Ma io voglio la versione integrale. Dove possiamo vederla? Te lo dico dopo. Ora vediamo come i ragazzi hanno raccolto la nostra sfida. Hanno avuto 2 settimane di tempo per diventare autori, giornalisti ed opinionisti. E la versione integrale? Dopo. Un laboratorio che ha permesso agli studenti di acquisire non solo contenuti, ma competenze. Ed ora proveranno il brivido delle telecamere. Vivendo un'esperienza indimenticabile. L'integrale? Dopo. E adesso spazio al talk. Benvenuti a una nuova puntata di Storia in Cattedra. La compagnia teatrale Barabao, che ormai è di casa, anche oggi ci ha stupiti, portando in scena un affascinante e originale adattamento di un'opera letteraria che non ha bisogno di presentazioni, Frankenstein di Mary Shelley. Buongiorno anche ai nostri esperti, 4 esperti che ci guideranno nello scoprire aspetti e significati nascosti di una storia che non tutti conosciamo molto bene. Dottor Davide Tecchio, ci potrebbe rinfrescare la memoria sulla trama del racconto? Il dottor Victor Frankenstein, il futuro creatore del mostro, a cui poi darà il suo nome, ebbe un'infanzia felice, però la sua esistenza fu sconvolta dalla morte della madre. Victor comunque coltiva segretamente la voglia di creare un essere umano. Infatti lui di notte si recava nei cimiteri e apriva le tombe per prelevare i pezzi di cadaveri e studiarne la decomposizione, in modo da apprendere le conoscenze necessarie. Riuscì a costruire una creatura mostruosa, dotata di una forza smisurata, il mostro di Frankenstein per l'appunto. Questo mostro però fugge dal laboratorio e commette una serie di delitti. Anche lui però vuole vivere una vita felice come gli altri esseri umani. Infatti chiede a suo padre, Victor, di creare una creatura donna simile a lui, in modo che possa fargli compagnia. Victor, angosciato dalle possibili conseguenze che questa potrebbe creare, decide di distruggere la creatura. Alla fine del romanzo il dottore muore. Frankenstein compiange la sua morte, però rivela che il male che ha creato non è stata colpa sua, ma colpa dell'odio immotivato degli uomini verso il suo aspetto. Dottoressa Anna Calaun, secondo lei, quindi, Frankenstein è solo una storia di uno scienziato pazzo che ha perso il controllo del suo esperimento? Oppure ci fa riflettere anche su tematiche attuali relative alla scienza? Dalla rivoluzione scientifica in poi la scienza ha compiuto passi da gigante e per questo le siamo grati. Ai nostri giorni però si legge di studi ed esperimenti scientifici che possono sembrare tratti da un libro di fantascienza. Si legge ad esempio che al Salk, Institute for Biological Studies, è stata creata la prima chimera, un ibrido tra uomo e maiale. Un organismo cioè contenente cellule staminali di 2 specie geneticamente distinte. Secondo i ricercatori questo è il primo passo per la creazione di organi umani destinati al trapianto cresciuti in animali ospiti. Il pensiero di Mary si è spinto fino a ipotizzare la clonazione, forse addirittura l'intelligenza artificiale. Nel suo sondaggio, Eliana, c'era una domanda sull'intelligenza artificiale? Non poteva mancare. Alla domanda «È giusto costruire robot umanoidi sempre più perfezionati al servizio degli uomini?» La maggioranza delle persone ha risposto favorevolmente, ma è significativo anche che il 45,5% abbia detto di no, cioè indica paura o timore. Anche se alla domanda «Hai fiducia nel progresso?», circa il 70% ha risposto di sì. Presentiamo ora la canzone Frankenstein cantata da Riccardo Bolsonaro.
Io sono un errore scientifico, un uomo innocuo con un cervello malefico, un errore patetico per colpa di un pazzo isterico. Funziona così, si paga per errori altrui. Mi ha regalato una vita di cui non me ne faccio niente, ha fatto tutto lui. Una inutile vita, faccio male alla gente, ma di mio non ho neanche le dita. Non è strano, dottoressa Jasmine, che in un periodo come la prima metà dell'Ottocento una donna riuscisse a mantenersi con un mestiere tipicamente maschile? Mary Shelley ha ereditato dalla madre filosofa, Mary Wollstonecraft, il desiderio di emancipazione ai limiti del femminismo. Pensate che la Wollstonecraft ha scritto un documento intitolato Rivendicazione dei diritti delle donne, dove promuove un'educazione paritaria dei bambini, indipendentemente dal sesso. Quindi, dottoressa Jasmine, anche l'autrice Mary Shelley può essere considerata una donna che ha precorso i tempi, forse addirittura una progressista? Mary non solo è un'attrice progressista, ma ha addirittura condotto un'esistenza progressista. Quando nel 1814 si innamora del poeta Percy Shelley, uomo sposato, è costretta a fuggire perché la sua relazione non viene approvata dalla famiglia, che tanto progressista evidentemente non è. Purtroppo, il tempo di Frankenstein e di Barabao anche oggi è esaurito. Grazie a tutti per aver partecipato e al nostro pubblico, qui e a casa, per averci seguito con attenzione. Ci vediamo alla prossima puntata di Storia in Cattedra. Dove potete rivedere le nostre puntate? Quali puntate? La versione integrale. Sul nostro sito www.barabaoteatro.it, Sulla pagina Facebook, sempre Barabao Teatro, Dove potete mettere un like. oppure sulla pagina Facebook di 7 Gold. 7 e dintorni. E anche lì potete mettere un like. ci vediamo Alla prossima puntata!